Oggi siamo con Paolo Caccese, un decano del vino in Friuli Venezia Giulia, zona Collio Pradis per esattezza, una piccola aziendina familiare, giusto Paolo? Giustissimo. Aziendina familiare cosa vuol dire? Quanti ettari, quante bottiglie fate? Sono 5 ettari su 3 collinette. Sì? All'origine erano 2,5, poi una trentina d'anni fa altri 2,5, giusto per fare cifra tonda. Adesso sono 3.000 euro ettari in meno, 3.000 metri quadri in meno, perché abbiamo spiantato e stiamo ripiantando un po', perché ogni tanto tocca fare anche questo. Alla mia età è una cosa un po' ridicola, ma mi sento giovane così, capito? Vabbè, Giusto, dai. è giusto, è giusto. E quante bottiglie producete, Paolo? 30.000, dai, in annate normali, in annate di grandinate continue, meglio non parlarne. Io so che Comunque, se non succede nulla, siamo sulle 30-35 mila bottiglie. Sì, so che gli ultimi 2 anni, a dire la verità, tra 4 siccità anni. e 4 anni, tra siccità e grandinate avete perso una quota importante di produzione, no? Guarda, l'anno scorso praticamente l'80%, 75-80%. Certo. Senti, come un'aziendina familiare come la tua, dove sei tu, Veronica, e veramente poche persone, insomma, come ha vissuto questo periodo di lockdown, di chiusura? È come un incubo, perché intanto è un incubo perché sì, pensare alla gente che muore è già una cosa terribile. E, dal punto di vista, sì, questa è la cosa principale, poi tutto il resto, sai, uno dice anche si supera, però si supera. Noi vendiamo vino ai ristoranti, alberghi e enoteche che Che sono sono chiusi, chiusi. ecco, e chissà quando e come riapriranno. E quando riapriranno in condizioni allucinanti, cioè 4 persone in 40 metri quadri, chi ci va? Anche se uno vuole reagire a questo stato di 2 mesi, 3 mesi chiuso in casa, non credo che vada in ristorante dove deve stare attento, dove deve avere una mascherina, sì, no, non ho capito, deve mangiare con i guantini, uno se ne frega, resta a casa, quindi da questo punto di vista io la vedo proprio, spero di essere il classico vecchietto pessimista, che poi i fatti mi diano ragione, ma mi sa che le cose saranno un po' lunghe e difficili, mi sa che saranno lunghe e difficili, anche perché comunque non abbiamo ancora avuto né disposizioni, né non capiamo quello che succederà, è difficile da capire, la situazione è ingarbugliatissima, ma cosa vuoi? Non so, non è il mio mestiere, quindi il mio mestiere è vendere vino, ma appunto non si sa bene come e a chi. Tant'è vero che abbiamo fatto un sito nuovo, cose elettroniche di cui io non capisco nulla, però ho per fortuna chi mi aiuta, e in modo da vendere ai privati online. Un po' di amici privati in giro per l'Italia a cui sto comunque spendendo, li abbiamo lo stesso, però amico mio, non sono quelli che ti risolvono il problema di un'azienda, chiaramente. Ecco. Ma però da questo punto di vista volevo, cercando appunto di vedere le cose in termini positivi, perché ovviamente questo problema, soprattutto di chi vendeva il vino prevalentemente in Italia e quindi sul mercato locale, è un problema serio, considerato appunto che i ristoranti prima del 1° giugno non riapriranno, compresi bar e enoteche, di conseguenza le vendite saranno complicate. Proprio per questo motivo ho saputo che voi state realizzando un sito nuovo, e-commerce, piano piano state entrando anche nel mondo dei social, quindi insomma in questi 3 mesi, cercando di essere propositivi, mi pare che abbiate intrapreso una strada che possa portare utilità a un numero tutto sommato modesto di bottiglie che dovete vendere. Insomma, se No, ma consideriamo certo Nicolò, certo. la vostra produzione, probabilmente riuscite a tamponare un sistema in difficoltà con una strada che invece è assolutamente, come si dice, frequentata dal resto del mercato. Oggi Assolutamente, l'e-commerce funziona. assolutamente sì, ma lo era anche prima di questo incubo. Solo che
puoi immaginarti il sottoscritto davanti a un computer che non so neanche cosa siano queste cose, cioè, sì, so che esistono, ma per fortuna c'è chi lo fa a posto mio, ecco. Mi sembra, Io al massimo posso fare una chiacchierata con te così, ecco, ma... Se interpreto bene le voci che sento, Veronica è particolarmente attiva in questo senso. Veronica è attivissima in questa cosa qua. Bravissima, e ti dico, guai se no, ecco, guai se no, io proprio... Quindi, meno male intraprendere una strada di questo tipo. Senti, un'altra domanda, non so se è imbarazzante o meno. L'accesso al credito che vi è stato offerto, diciamo così, dall'amministrazione regionale e anche attraverso le disposizioni nazionali, è un accesso al credito che può essere utile all'attività della tua azienda? State pensando di rivolgervi a queste soluzioni che sono state prospettate oppure no? I famosi 25.000, la domanda l'abbiamo fatta perché mi sembrava tutto sommato sì, perché no? Poi se non ho ben capito come reagiscono le banche, sentendo, leggendo i giornali, qualche banca reagisce in un certo modo, qualcun altro in un altro certo, quindi anche in questo non si capisce tutto sommato nulla. Se poi ce li danno, vabbè, ci vorrà molto tempo. Però ci vorrà tempo, non si capiscono le condizioni, pare che uno dice una cosa, insomma, non è che ti sto dicendo cose nuove, è il problema di tutti gli italiani che hanno un lavoro. Stiamo capendo molto poco, ecco, molto poco. Senti, tu sei stato anche un personaggio con un ruolo importante all'interno del Consorzio Collio, perché sei stato consigliere per diversi anni e poi sei stato anche presidente, quindi hai contatti, diciamo, anche con le strutture che in qualche modo sono vicine agli agricoltori, no? Ai singoli vignaioli. E quanto sono intervenute i contatti che avete? C'è effettivamente qualche cosa che vi dà una mano oppure vi sentite soli completamente? No, assolutamente no. Io so che il consorzio continuano, come sempre, non si è mai interrotto, con alti e bassi, ci sono stati come tutte le associazioni, però siamo sempre stati molto uniti. Ecco. Collio, una delle fortune del Collio è questa, insomma, se pensi che sono pochi ettari, ci sono 110 aziende che imbottigliano, puoi immaginarti. No, però c'è una comunione di intenti, chiamiamola come vogliamo. In questo momento cosa stia succedendo all'interno del consorzio, ti dico la verità, chi ha avuto tempo di pensarci? Vedo che comunque ci contattano adesso anche dal punto di vista tecnico per i trattamenti, per le campagne, per la questione, sai, vendite, lì loro non... Cos'è che possono fare? Il Consorzio Collio ha creato un'immagine di un territorio dove si fanno i grandi bianchi d'Italia, del mondo, perché no? A un certo punto. No, certo. Però stiamo a essere sempre troppo... però più di quello non è che loro possono fare, non è che possono mettersi anche a vendere perché non fa parte proprio del... Ma senza pensare che il consorzio si metta a vendere, che sicuramente non è il suo mestiere. Però volevo capire se il consorzio e poi ancora la regione nelle vesti dell'assessore regionale sono attivi, se vi stanno dando delle indicazioni, se cercano di fornirvi una strada da percorrere per uscire fuori dignitosamente da questa situazione di lockdown. Come ti ho detto, questo non fa parte dei compiti del Consorzio Collio. Per quanto riguarda la regione, io comunicazioni, qualche cosa non è che l'ho vista proprio, ecco, insomma. Però forse è presto, forse con le riaperture avremo qualche indicazione. Per ora, ma come per tutta l'Italia, cioè voglio dire, non è che... Sì, per ora siete nella situazione che dovete gestirvela autonomamente. Dobbiamo arrangiarci. Dovete arrangiarci. Oddio, non è un bel parlare, arrangiarsi, perché ovviamente non ve la siete cercata, non è una cosa... È nel DNA italiano, no? Quella di arrangiarsi nei momenti difficilissimi. L'abbiamo dimostrato nella storia. Questo è un momento difficilissimo. Cioè, io ne ho 72 di anni, ma mai visto niente di simile proprio. Cioè, assolutamente. Ecco, assolutamente. Dobbiamo il dopoguerra ero bambino, per cui non ti saprei dire cosa...
dopoguerra il resto del mondo ci ha aiutato. L'Europa cosa stia facendo adesso? Non ho ben capito, ma mi pare che non stiano sì, facendo proprio... Non so se siamo nel loro mirino dal punto di vista buono. Boh. Non si sa. Non si Senti, sa. Tu sei su una piccola collina, l'azienda è su una piccola collina, ma siete in tanti su questa collina, perché siete uno accanto all'altro, no? Sì, e quindi sicuramente nell'ambito dei rapporti di buon vicinato avrai parlato con i tuoi vignaioli limitrofi alla tua azienda. Sì, Che cosa la cosa che ci stiamo dicendo, la prima cosa è che fortunati che siamo, che almeno possiamo scorazzare in mezzo alle nostre colline, perché ce ne andiamo, perché abbiamo le vigne e quindi vabbè, ecco, qualche oretta in vigna la passi, anche se non rifai quello che hai fatto il giorno prima, ma almeno stai all'aria, e questo tutti i miei amici, se il giorno che ti gira di prendere un trattore vai a fare un lavoro in più. Siamo qui uno attaccato all'altro, quindi sì, chiacchieriamo in continuazione di queste cose, però sì, nessuno sa esattamente cosa... Ma l'umore generale, insomma, qual è? Non posso dire ottimistico, no, direi di no. Non sappiamo che fare. Siete tutti più o meno in questa situazione? Siamo tutti in questa situazione, sì. Anche perché, sai, comunque, come si diceva, il mercato in questo momento, il nostro mercato credo che sia uno dei più penalizzati, perché più di avere clienti, quelli che non ci sono ora, che facciamo? Cioè, dove andiamo? Allora uno si attacca anche a queste cose elettroniche che io odio, ma questo è tutto un altro discorso, che però mi dicono che funzioneranno, certamente sì. Nicolò, amico mio, combattiamo. Bene, allora senti, siccome cerchiamo anche di avere così un aspetto, non dico sorridente perché non è possibile, ma comunque propositivo nei confronti del futuro, intanto sono felice di aver fatto due parole con te, ma soprattutto di sapere che nonostante il tuo così astio nei confronti dell'elettronica, in famiglia hai qualcuno che ci crede e la piccola azienda come se... Ci credo anch'io, basta che non me lo facciano fare, ecco. No, va bene, ci sarà senz'altro qualcuno che lo fa al posto tuo, certo. Ma almeno diciamo il messaggio positivo è che forse una piccola azienda che ha un mercato prettamente locale come la vostra potrebbe venirne fuori o quantomeno intraprendere una strada positiva attraverso sistemi che fino a ieri c'erano ma che voi non utilizzavate. Certamente sì, non ho dubbi su questo, perché il mondo si sta orientando in questa direzione, no? Non occorreva questo disastro, cioè, niente di nuovo, però appunto occorreva l'input per pensare anche a uno come me di attaccarsi a queste cose qui, insomma, no? L'importante è continuare ad avere una mente vivace che si adatti a situazioni che purtroppo in questo momento non sono sicuramente piacevoli da sopportare. Allora ti ringrazio Paolo di questo piccolo colloquio che abbiamo avuto e come per tutti ti dico che ci risentiremo più avanti per capire se effettivamente anche la tua strada è una strada che può portare qualcosa di positivo oppure se ci saranno stati altri eventi che vale la pena raccontare. Va bene? Io avanti vedrai che sarò più allegro. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Non solo io naturalmente, saremo più allegri, dai. Speriamo tutti. Nicolò, buona giornata, grazie infinite. Grazie anche a te e buon lavoro Paolo. Ciao.